Il paese non cresce ed il governo nazionale si preoccupa. Per Bonanni, segretario della CISL, le perplessità non servono a nulla. Museo duro quello del sindacalista che oggi ha tagliato il nastro per l'inaugurazione della nuova sede di Catania del sindacato, ospitata nel Palazzo San Demetrio di via Etnea. Sono indignato per la situazione che abbiamo di fronte. Allora si vuole creare confusione. La verità vera è che il governo deve prendersi la paternità degli errori. Sull'impasse dei lavoratori Fiat di Termini Imerese, Bonanni non si stupisce. Per lo sviluppo della Sicilia, dice il numero 1 della CISL, servono investimenti veri. Io dal primo giorno ho detto: quando vedrò che l'investitore metterà dei soldi suoi, allora vuol dire che c'è una buona notizia. L'ho ripetuto costantemente l'anno scorso e ora si vede che ci sono delle difficoltà. Talvolta veramente non capisco alcuni cosa hanno in testa. In vista delle elezioni regionali da cui si deciderà la nuova compagine di governo, Bonanni auspica un vero cambiamento di rotta per la Sicilia che porti ad uno sviluppo. L'economia siciliana è a terra, anzi è stramazzata da diverso tempo. O interessiamo investitori italiani ed esteri, altrimenti non c'è la prospettiva. Ecco perché ci vuole un sommovimento vero e proprio, morale e civile, per creare le condizioni a che gli investitori siano interessati alla Sicilia, combattendo tutte le inefficienze di qualsiasi tipo, pubbliche e private. Questo bisogna fare e io spero che tutto il sindacato voglia combattere questa buona battaglia.